Uè, Giuseppe, sono Andrea. Ciao. Senti, Giuseppe, tu la settimana passata mi facessi mannare che la me la Sky. Poi fate che le 150 euro in più che ti trovi stata abitata in coppa a bolletta? Mi hanno risposto, Giuseppe. Sì, ti hanno risposto annanzi a me, praticamente, Giuseppe, sono stati fatti degli acquisti in pay per view. E perciò io avevo tutti questi soldi. E che pay per view, Giuseppe, quando tu paghi per avere una cosa. È una cosa che non fa parte dell'abbonamento. Capito? Ma tu non è che hai premuto qualche tasto, qualche telecomando involontariamente? No, sono tutti film, Giuseppe. Tutti film. Ah, Francesca. Può essere. Chi l'è appassionato, guagliò. No, ma lascia stare, Giuseppe. Già, tu stai sempre in quello a chi lo vuole, guagliò. Ya. No, quale errore, Giuseppe? Quale errore? No, ma che lo mi hanno mandato pure a lista dei film proprio. Eh. Mo te dico, mo te dico subito, aspetta qua. Ecco qua, mi senti? C'è sta prima qua un amore così grande. Poi c'è sta chissata, il postino viene sempre due volte. Ma che sono film vecchi di sti qua. Poi sta lista qua, la principessa Pussi. Boh, questo è proprio storico. Però Francesco, 14 anni, ma già sti film. Già, Giuseppe, oh, voglio. Poi sta chissata qua, Santo Cazzo. No, vabbè, questo sarà un remake, sicuramente. Un remake. Un remake, Giuseppe, praticamente sono film vecchi che fanno con lati attori. A chi lo muove i modi, adesso fatto. Stanno facendo una volta tutti i film vecchi con l'attore nuovo. Esatto, esatto. E vedo pure qualche film napolitano, Sta lista qua, ma la femmina. Vabbè, questo è un classico, Giuseppe. E poi l'ultima, io, mamma e tu. E che si caso? Giuseppe, Giuseppe, lascia stare. Giuseppe, 150 euro, perché c'è stato qualcuno di questi film che se l'è cattato pure più una volta. C'è sta per esempio qua la principessa Pussi, se l'è accattata 3 volte. Ma quello è più difficile il film, da città. Giuseppe, ma questo film lo può essere utile pure per qualche ricerca a scuola, capito? È bravo, è istruttivo, bravo. Dillo pure tu. Perché sta lista, Giuseppe, io, mamma e tu, per esempio, che non se, risulta che non se l'ha vista ancora. Per averlo tutto quanto a tavola stasera. Esatto, tu, tua moglie e Francesco. Vieni pure tua figlia con marito. E meglio ancora, bravo, bravo, aprite tutto insieme. Esatto, bravo, chi poi io non me l'ho vista, io mamma e tu, ma secondo me deve essere pure divertente. Bravo. Giuseppe, tu vedi che coppo telecomando sta acquisti. Tu prima che mi esce il film e voi vedete direttamente. Esatto. Giuseppe, senza che dice niente a Francesco, capito? Bravo, mi mette direttamente, lo fai la sorpresa. Esatto.
Chi lo può dire che è contento guaglione che non ti incazza? Bravo, bravo. E poi fammi sapere pure un film con me, che sia bello me l'ha fatto pure io. Bravo. Vabbè, poi, allora, buona serata in famiglia a questo punto. Eh, va bene, vabbè, vabbè. Ma quando mai? Quando mai? Sempre a disposizione. Va bene. Vabbè, ciao Giuseppe. Ciao, 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 ciao.